Canta Mario Trevi. Mario Trevi. Canta Mario Trevi. Tutti i miei 60 anni di carriera in un libro. Qui dentro ci sono tutti i miei festival di Napoli, le belle premiazioni, primo premio, secondo premio, terzo premio, tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie emozioni. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Mario Trevi è Napoli, Mario Trevi è vale, come sei tu, è Napoli, capito? Indifferentemente credibile, è lui nel mondo. La voce di Mario Trevi rimarrà per sempre come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. È uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana, che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Un libro fatto veramente con il cuore. Indifferentemente, il nuovo libro di Mario Trevi. Disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo in vari paesi. Acquistalo anche tu. Grazie. Però logicamente, nonostante tutto, io mi sono dovuto e mi sono voluto documentare tutto quanto. Certo. Allora mi rivolgo a chi vuol fare il mestiere di questo nostro campo di documentarsi, è chiaro. Per esempio, indifferentemente, i primi interpreti siamo stati io e Mario Abate. Poi tutti quanti se ne fanno una cosa propria, come se fosse loro. No. Per esempio, ho inciso una canzone che si chiama Catena, ma Catena non è mia. Il pubblico ha dato tante, come si dice? La riconosce attraverso la mia interpretazione, ma non sono io che ho fatto Catene e ho cantato Catene. Catene l'hanno cantato già centinaia di artisti prima di me. Certo. E giustamente non posso dire io sono quello di Catena, no. Io sono quello di Indifferentemente, quello di Mare Verde, quello di Mandolinata Blu, quello di Frenesì e tante altre canzoni, Punti di Lampare. Allora dico io, quando voi fate uno spettacolo e conducete uno spettacolo o create uno spettacolo, documentatevi. Lo so, siamo d'accordo su questo, siamo d'accordo. Diciamo, a parte la voglia di collezionare, si fa per il grande amore e rispetto, no? Su questa storia. Certo. Perché praticamente io, ti ripeto, mi sono fatto una cultura mia attraverso questa roba. Certo. E alle volte mi incavolo pure, perché quando vedo una trasmissione televisiva che non è perfetta, mi arrabbio dentro. Però non lo dico, perché se parlo pubblicamente diventa Mario Trevi, insomma, è andato in entropausa, capito? E allora mi conviene non parlare, però soffro dentro. Certo. Allora, prima domanda. C'è qualcuno che ti chiama ancora Agostino? Sì. Chi, per esempio? Sono quelli là che praticamente vogliono farti sapere che loro ti conoscono profondamente, perché quando io mi sento chiamare Agostì, allora io questo è uno del mio paese. Ma sono appunto persone di Melito, sono appassionati? Sono persone, molte sono persone del mio paese, però gli altri, ascoltando questa Agostina, è finito che poi qualcuno gli manda pure qualche messaggio che dice: ciao Agostino, come stai? Grande Mario Trevi, sai come si fa sempre? Un misto tra i due nomi. Esatto. In casa ti chiamano? Mario. Tutti. Come infatti mia figlia, il nome di suo fratello l'ha chiamata Mario, non l'ha chiamata Agostino. Perché in effetti, insomma, io sono Mario, capisci? Questo Mario che è uscito, che a me piaceva Mario perché, ma non sapevo che era un nome romano.
e non sapevo nemmeno che ci fosse la fontana di Trevi, attenzione. E perché Mario ti piaceva? Ma a me mi piaceva Mario perché, non lo so, è pieno, vedi, Mario, non è come Enzo, Arturo, Vincenzo, Mario, questo Mario. Anche se tu non vuoi fare il grande, lo vuoi dire per esempio sottovoce, Mario, vedi, salta sempre fuori. Si impone, capite? Mario. Così. Mi è piaciuto sempre. E questo Trevi, io non pensavo che fosse la fontana di Trevi. È uscito, come ha detto pure mio nipote, che andando a Napoli, sempre dalla casa discografica Royal, che cosa è successo? Che io a un certo momento dovevo andare alla galleria e prendere il pullman dal Corso Umberto fino alla galleria. E questo pullman si fermò proprio, insomma, al semaforo, e che di fronte c'era un negozio che si chiamava Calzaturificio Trevi. Tu l'hai... Io me lo ricordo, te lo la ricordi? città grande Trevi, sulla negoziato. Calzaturificio Trevi. Boh. In appena vedete questo Trevi, Mario Trevi, ma com'è bello questo Mario Trevi. Scendo dal pullman e ritorno indietro. Pensi che la casa discografica, la RCA, doveva stampare il disco. Di che disco parliamo? Sicila Sam, Sicila il mio Sam. primo disco Questo sarebbe qua. quello là. Che praticamente... Quello là? Sì, questo qua. Ok. Che doveva mettere il 9, canta, però non si sapeva ancora come, aspetta un momento, non diceva. Comunque, arrivammo al dunque, chiamammo a Roma, guarda, chi si chiama Mario Trevi. Ah, che bello questo 9, che bello questo, è funzionato tutto qui. E mi ha portato fortuna per la verità. L'emozione di aver ricevuto la medaglia della città di Napoli? Mi sono commosso tanto. Devi sapere che mi tremavano le gambe perché, e gliel'ho detto pure al sindaco, poche volte mi sono poi emozionato io nella mia vita artistica, quando ho vinto dei premi ai festival, e questa volta qua, perché quando cantavo ai festival di Napoli mi tremavano le gambe, mi tremava tutto, sai, come se fosse il terremoto, però mi controllavo perché voglio fare bene, anche perché ero il più piccolo in mezzo a questi grandi mostri, capisci? Insomma, vedermi in mezzo a questi grandi come Sergio Bruni, Giacomo Rondinella, Maria Paris, Gloria Cristiana, Aurelio Firre, Mario Abbate, eccetera, li vedevo veramente molto, molto grandi e io dicevo ma che facciamo qui in mezzo? Ma tu cantavi già da ragazzino? Io da ragazzino cantavo già, figurati che al mio paese quando io mi mettevo a cantare, no? Sapevo già che buttavano il secchio d'acqua per dire vada cucca, sì? Sì, però io intelligentemente mi mettevo Un po' distante. vicino, mi mettevo vicino al muro, questo era il balcone, no? Ok. Allora l'acqua lei non la poteva buttare la signora così, la prendeva e non. Quindi accadeva che lanciavano i secchi d'acqua? Sì, perché io andavo a sera per dei vicoli del mio paese. E così poi è nato questo Mario Trevi, insomma. E a casa non dicevano ma che canti a fare, perché... No, a mio padre poi mi hanno detto, dice guarda che tuo figlio era una bella voce, l'abbiamo sentito dove? Tu non lo so se ti ricordi, poveri pup. Ok. Allora che facevano questi pupari? Che poi ho incontrato uno di questi qua, che sarebbe il nipote di questi pupari, che mi ha portato anche dei regali qua, eccetera, che abita ad Afragola. Questi qua che facevano? Si fittavano questi famosi garage, sai, questi, noi chiamavamo i cellari, dove si metteva il vino conservato. E praticamente si mettevano un poco di pavimento a terra, sai, perché era sempre tutto pieno di polvere, eccetera. E io per andare a vedere quest'opera dei pupi, dicevo, se tu mi fai entrare, io non ho soldi, però io canterò, terrò intrattenimento tutti questi qua, mentre che tu poi prepari lo spettacolo. E così facemmo. Però io non volevo che la famiglia mia lo sapesse. Ah no? No, perché a casa mia si parlava solo di lavorare. Non esisteva, insomma, lavorare. Come tutte le famiglie Tu hai fatto anche il muratore? Io ho fatto tutto, che... tranne il ladro. In che periodo il muratore? Allora, ti sembra strano, io a 10 anni... E manca a farlo apposta, prima citavi Fra Vagatore di Viviani, no? Pensi che io a 10 anni già andavo con mia madre, il tempo delle mele, praticamente si raccoglievano queste mele e poi si mettevano, non lo so se tu l'hai visto mai nei filmati,
queste mele che mettono a terra e poi le girano per il sole, le fa diventare rosse, no? E si chiamavano i porchi mele queste qua, e di qua e di qua. Allora io e mia madre, io di qua e mia madre di qua, o viceversa. E acconciavamo questi mele che insomma che erano, i rossi erano buoni, mette sotto che poi vengono... già da 10 anni io andavo a fare questi lavori. Poi Quindi la frutta? Sì, sempre. Poi ho fatto insomma il ragazzo di muratore, insomma a portare la famosa cantarella, la famosa carriola, certamente era un giovanottello, un guaglioncillo. Certo. E poi... Poi hai lavorato in un negozio di, sì, che è, di tessuti, negozio abbigliamento? di tessuti, sì. E poi in che zona? Nel Carmine, praticamente si chiama Basci Quattro Palazzo. Perfetto. Esattamente via Rua Francesca 22, con i proprietari di questi negozi si chiamavano Marrone, Raffaele Marrone e Filippo Marrone, erano due fratelli. Ti ricordi tuttissimo? Tutto, mi ricordo tutto. Che mi mandavano a prendere il caffè, voglio ordinare 4 caffè, perché non c'era il telefono, capisci? Nei negozi, sempre solo il telefono a casa, che non la mura, pronto, e sto parlando adesso di 65 anni fa, insomma, va bene. Ti faccio 3 titoli di 3 canzoni. Sicila Sam, Mare Verde, Indifferentemente, ok? Sono state le mie... Dammi un ricordo, se puoi, di ognuno di questi pezzi. Allora, penso che quando io incisi Sicila Sam, prima di incidere Sicila Sam, la mia fortuna è stata questa signorina, la signorina Valentina Bideri, che sarebbe la sorella di Ferdinando Bideri, il fondatore della Bideri, che poi c'è stato Luciano Bideri, ci sta Paolo Bideri. Tu stai registrando tutto? Certo. E allora questa è tutta storia, è tutta vero, qua non si inganna. Assolutamente, tanto si sente. E allora, che cosa è successo? Che ebbi la fortuna di essere sentito da questa Valentina Bideri, che già era morto Ferdinando Bideri. La Valentina Bideri era la sorella di questo Ferdinando Bideri, che poi i nipoti Paolo e Luciano erano giovanottelli, capisci? Lei doveva dirigere questa grande edizione e lei mi volle ascoltare. Come? E perché? Perché Renato Rucco sarebbe chi le ha fatto sospirare una canzone, chi le ha fatto un sacco di belle canzoni ai Festival di Napoli, ma non ha avuto tanta fortuna come Cioffi, Pisano, Rendere, Mazzocca, eccetera, come compositore. Certo, ti voglio far sentire da una signorina, era scapolo lei, insomma non era sposata. Mi ascoltò e disse: con questo ragazzo io voglio fare una bella piedigrotta. Ma per me era tutto un sogno, capito? Comunque, per non farla lunga, facciamo questa piedigrotta al Trianon di Napoli. Che si chiamava già Trianon o Splendore all'epoca? Si chiamava Trianon. Già si chiamava Splendore, prima si chiamava Trianon. Poi diventò Splendore. Poi l'hanno chiamato poi Trianon. 15-20 anni fa è tornato Trianon. All'epoca era Splendore, non ti ricordi se era? Sì. È stato prima Trianon. All'inizio sì. Sì, signore. Poi un certo Alfredo Razzieri, tramite il proprietario del teatro, dice: perché non gli diamo una spolverata a questo teatro che è molto antico, cambiamoci un nome, e lo chiamarono Splendore. E facevano anche film, cinema, eccetera. Facevano pure i film pornografici. Ah, questo non me lo ricordo. Sì. Poi questo Razzieri se lo prese in gestione e faceva le famose sceneggiate. Poi da questo Trianon Splendore passò a questo Teatro 2000 che sta nel Corso Garibaldi, in una traversa del Corso Garibaldi, che adesso sta una chiesa, insomma, evangelica. Chiesa evangelica. E a un certo punto vide questo grande teatro, questo Razzieri di 2000 posti a sedere, e se lo fittò e lasciò questo Trianon. E lì è nata questa Sicila Sam. Incidemmo questa canzone e vedete bene che vendettero allora la Royal 500.000 copie, 500.078 giri, che però a me non mi davano la percentuale, perché sai... Tu eri pagato per cantare? Anzi dovevo dare io qualcosa a loro, perché per fare uno spettacolo del genere in una piedigrotta ci vogliono i soldi. E devo dire la verità, mi fecero un bel regalo,
di soldi all'epoca, che per me erano moltissimo, non mi ricordo quanto mi regalarono, ma non milioni, ma comunque. Però da quel fatto lì è nato che poi, guarda quanto uno deve essere fortunato, perché ci vuole anche la fortuna, perché se tu hai una bella voce e hai una bella sagoma, sai parlare e non hai fortuna, non farai niente, perché ci vuole fortuna, fortuna, fortuna e poi tutto il resto. A questa Medigrotta, vendendo questi dischi, si è sparsa la voce, ma chi è sto Guaglione, chi è questo ragazzo, chi è questo ragazzo, e mi venne un'imbasciata da una persona, dice, sai, quello Furio Rendine ti vuole. Furio Rendine chi è? È il suocero di Papaccio, che è stato un grande artista. A livello di Pasquariello, Donnarumma, Mignonette, Ria Rose, tantissimi. E andai a questo ufficio suo che stava in galleria e mi fece sentire questa canzone che si chiamava Canzone all'antica. E da lì ho fatto il primo festival, penso un po', 59 la Medigrotta, 60 il primo festival di Napoli. Io non avevo 21 anni, ma ne avevo 20, perché sono del 41, per fare 20 anni passa a 61, e invece era 60 e ne avevo 20. Non potevo partecipare perché il bando diceva non possono partecipare i cantanti minorenni. Minorenni, diciamo. Non lo so come fu, partecipai. Dopodiché arrivò Mare Verde. Mare Verde Di Marotta. Di Marotta. Mi arrivò questa telefonata a me, dice senti, io sono Marotta. Ah, ti chiamo direttamente Giuseppe Marotta. E quindi, allora va bene, dico, non stanno sfottendo, insomma, non vogliono sfrugoliare. Dice, senti, io ho una canzone per te. Diamoci un appuntamento, in galleria ci prendiamo un caffè e io te la faccio sentire. Se ti va, perché a me mi piace tu come canti e mi piacerebbe che la faresti tu questa cosa. Anzi ti faccio fare anche il provino a te. Ci incontrammo, mi è piaciuta questa canzone, per me è stato un grande onore essere telefonata da Marotta, ci siamo visti, ci siamo parlati, ci siamo presi il caffè, che se che là, non appena la gente sa il testo, attenzione. Certo. Lui mi dice, allora, certo maestro, ma questa canzone, ma già è musicata, la musica chi l'ha da fare? Dice no, questa è la musica che poi la farà Mazzocco. E così è nato Mare Verde, abbiamo fatto il provino, tutto quanto, e il tuo festival è stato accettato. E quando mi sono visto accoppiato con Milva, ha detto ma chi sono pazzo, lo fanno bene. Certo. Perché Milva veniva dal Festival di Sanremo che aveva vinto il terzo premio in mare nel cassetto. Ah, poi un altro stile, Un altro stile, un'altra cosa, eccetera. Quando mi sono visto accoppiato e ho letto sul Sorriso a Canzone, Mare Trevi, perché si facevano le canzoni in abbinamento, la doppia esecuzione, no? Allora Mario Trevi, Mare Verde canta Mario Trevi, Milva. Allora la gente questi sono pazzi, ma me lo sono detto proprio dentro di me, la gente questi sono pazzi. Il discografico mi dice, senti una cosa, ma tu ti senti di cantare con Milva? Allora io ho detto, sentite, io non ho niente da perdere, ho tutto da guadagnare e non da perdere. Se va bene, se non va bene non ho perso niente, anzi ho fatto una bella figura a cantare con Milva. Vuole il Signore che praticamente Mare Verde è diventato un successo in tutto il mondo, insomma, Milva tanto bella che ha cantato tutto quanto, però i dischi li abbiamo venduti moltissimi, più noi che lei, come vendita discografica. E poi anche un nuovo abbinamento, sempre per Indifferentemente. E poi mi arriva, perché poi gli autori, devi sapere, sono come gli innamorati. Vuol dire? Vuol dire che io ero la bella donna, allora tu avevi fatto l'amore con me e dice sa fare l'amore molto bene, e allora dice, e tentava anche l'altro. Di corteggiarti. Il corteggiare, perché facendo Mare Verde, avendo risultati positivi, quindi mi chiama Mazzocco, perché abbiamo fatto Mare Verde.
e mi dice: senti una cosa, io ho un'altra canzone per te. Beh, te la faccio sentire, vieni a casa. E andammo al Corso Garibaldi, lui abitava al Corso Garibaldi, andammo a casa sua, io ho ascoltato indifferentemente, abbiamo fatto il provino, l'abbiamo mandato al festival e abbiamo vinto il secondo premio. Allora penso che nel 61 prima, il secondo premio con Mare Verde, 63 con indifferentemente il secondo premio. Nel 64... Scusami, l'abbinamento con Mario Abate come l'hai vissuto? Quelle erano sempre le case discografiche, certo, che facevano questi accordi, perché uscivi Sorrisi e Canzoni, allora... No, il fatto di stare con un altro Mario, sì, come ti faceva sentire? Perché, niente, noi ci siamo visti, perché già eravamo amici, insomma, eccetera, no? Perché ho frequentato il primo festival di Napoli, il secondo festival nel 61, e allora ci conoscevamo. Chiaramente io cercavo di stare bene con questi grandi artisti, capisci? Certo. E di trovare una sintonia. E poi è uscito in mezzo questo fatto che Mario Abate cantasse con me o io con lui indifferentemente, sempre attraverso questo Sorriso e Canzoni gli abbinamenti. Certo. Poi nel 64 io ho fatto una canzone che si chiamava Ma parlano di te, di Antonio Vianna, un altro grande autore, e la cantavamo io e Robertino, hai capito? E così via, così via. Poi ho cantato un'altra bella canzone, si chiamava Madonnata Blu, un altro festival di Napoli. No, ma tutti i pezzi che hai cantato li ricordo, li so. Quella con Madonnata Blu vincevo il primo premio con Emilio Pericoli. Emilio Pericoli era un grande cantante della RAI, scritturante della RAI, proprio stabile della RAI. Ascolta, alla tua età, un artista come te, con l'esperienza tua, la conoscenza tua, che desideri ha? Io desidererei, ma proprio te lo dico proprio con tutto il cuore, di fare una trasmissione televisiva. Come le facevi negli anni 70? Esatto, tale e quale. Dice: ma perché Mario? Ci sono gli artisti? Sì, ci sono gli artisti, però non lo sanno quelli che devono cantare. Spiegami meglio. Cioè, i cantanti di oggi vanno cercando di fare il successo immediato, non guardano la qualità e la profondità e il tempo del pezzo. Quindi tu la trasmissione ce l'hai già in testa? Io te la immagini già? Il programma già ce l'ho in testa io, quello di far fare le canzoni, non questo modo di, per l'amor di Dio, tanto di rispetto per questi giovani eccetera, ma per fare le canzoni che possano entrare nelle case della gente che ha una certa cultura e ha un certo senso di voler delle belle cose. Tu lo sai che c'è un collettivo rap che qualche anno fa in un pezzo loro aveva anche preso un campione di una piccola interpretazione tua, Maiano, no? Sangue Mosso. Sangue Mosso. Lo so. Senti, rispetto ai vari lavori che facevi quando eri giovane, quando è che hai capito davvero che la musica sarebbe stato il tuo mestiere e quindi il lavoro vero, il guadagno per la famiglia? Quando ho cominciato a fare i primi festival di Napoli, da quel momento lì ho detto: guarda che tu devi fare seriamente, perché cara, ti hanno dato una responsabilità che non è da te. Tu non puoi portare questo grosso peso se non stai attento. E ti dirò che io praticamente mi sono fatto anche insegnare la dizione, i verbi, perché... Andavi a scuola? Andavo a scuola. Da un maestro? Veniva a casa mia a Via Manzoni e lui mi insegnava insomma. Ma era una tua esigenza o i discografici suggerivano? Io volevo, e intanto i miei discografici dicevano, un certo chiamato Enzo Pollio mi diceva: guarda, che si dice se io volessi, dicessi, facessi, non si dice se io vorrei, potrei, dire, va bene. Che cosa facevo io? Mi incameravo tutto questo fatto qua, poi un giorno ho detto: adesso chiamo uno, lo pago e lui mi viene a fare scuola privata, come la famosa la scuola serale, di quel grande maestro che non mi ricordo il nome. È tutto qui, perché le cose, se tu devi fare le cose per bene, i risultati ci sono.
Il mio maestro, che si chiamava Attilio Staffelli, che era il direttore del Conservatorio di San Pietro a Maiella all'epoca, mi diceva: se tu fai il cantante per fare soldi, non avrai mai i soldi. Ma se fai il cantante perché ti piace cantare, vedrai che i soldi corrono appresso a te. È vero. Senti, visto che tu parli appunto dei guadagni, è una leggenda o non è una leggenda o è un fatto vero? Perché sai, poi i racconti sono tanti. Il famoso del Ticchio. No. Che quando c'erano i concerti da fare, le esibizioni, le feste, eccetera, tu ti facevi pagare sotto palco prima di salire. Certamente. Prima Quindi non è leggenda, è vero. È vero, è tutto vero. Ma non soltanto io, tutti i miei colleghi Ma sto parlando con te. che prendevano una certa somma, no? Anche lo stesso Mario Abate, Franco Ricci, la Maria Paris, tutti i cantanti di un grosso nome si facevano pagare subito, prima di salire, perché all'epoca io prendevo 100.000 lire, Mario Abate ne prendeva 130. Di che periodo parliamo? Parliamo del 1961-62, Ok. erano soldi. Certo. Tu nel 62 ti accattavi una casa con 5.300.000 lire, un appartamento di 3 bagni e accessori. Con 5 Ma milioni. parliamo di esibizioni, concerto totale o un pezzo, 2 pezzi, 3 pezzi? No. Tu andavi a cantare alla festa, non so. Ok, ed eri l'ospite, la vedetta, diciamo. La vedetta, e ti pagavano prima, già con l'amministratore, diceva: io prima di salire sul palco Mario Trevi devi darmi i soldi, perché erano assai soldi e ognuno faceva la pensata e dice: ma non lo pago. Era anche una responsabilità per la tua famiglia, certo. come a dire io devo Certo. tutelare, perché per evitare che qualche impresario pazzo... Era una usanza, va bene. Ok. Tutto qui. Ok. Un'altra curiosità, le giacche, le camicie, le cravatte, così esplosive nei colori, eccetera. Questo gusto c'è sempre stato? A un certo punto è accaduto qualcosa? Hai visto qualcuno che ti ha affascinato nei colori? Come nascono questi colori? Io ho una figlia in America. Dove? A Phoenix, in Arizona. E allora praticamente, andando sempre in America nei momenti liberi, cioè, diciamo di questi mesi qua, gennaio, dicembre, febbraio, eccetera, e vedevo tutte queste belle cravatte, sai, estrose così, e me le compravo. Poi ho incominciato a fare le canzoni di Mala. E allora le canzoni di Mala... ci arriviamo. Le canzoni di Mala che ti portavano? Ti portavano a vestire un poco più eccentrico, un poco più vistoso, un poco umasta, capite? E allora a un certo punto, insomma, andavo dal SAT e dicevo: fammi vedere i famosi campioni, perché così si faceva all'epoca, no? Ci stava la fascetta dei campioni, allora tu dicevi: voglio questa giacca, e lui mi guardava e diceva: perché questa giacca? Perché faceva anche lei il suo lavoro, la giacca in quel caso, capito? Perciò si chiamano le canzoni giacca. Perché i colori, diciamo, che tu ancora usi, non sono frequenti. Non sono frequenti. Diciamo in chi ha un certo stile. Diciamo così, Renzo Arbore ha la stessa passione mia, o io ho la stessa passione sua, non lo so come definire, perché siamo andati alla mostra una volta a San Carlo, che lui fece un anno, è vero? Sì, al Palazzo Reale. Sì. A Palazzo Reale, e ci stanno tutte queste cravatte sue, cose che ti faccio vedere adesso anche io, e ce l'ho conservate là così, le giacche più strane, eccetera. Camicie. E comunque, insomma, mi è sempre piaciuto, capite, sto fatto così. E le conservi ancora? Le cravatte, le giacche, così? Sì. Gli smoking dei festival. Anche? Sì. Tutto conservato? Tutto conservato. Fantastico. Tu sei, come dire, il capo di una famiglia larghissima e di una carovana di artisti altrettanto lunga, che è quasi impossibile ricordare, no?
riesce a riassumere Sì, perché... tra fratelli, Sì, nipoti? sì, perché anche suo fratello canta, Mario, sarebbe Mariano. E allora Mario Trevi, subito dopo è venuto Franco Moreno, anzi per la verità venne prima Lino Capozzi, che non c'è più adesso con noi. Poi c'era un altro mio fratello che si chiamava... Franco Moreno tuo fratello? Franco Moreno è mio fratello, Lino Capozzi è mio fratello, Stefano Fani era mio fratello che poi è morto a 41 anni e faceva il cantante. Franco Sereni che adesso insomma è impiegato nel comune di Melito e sono 5. Eppure cantava, no? Tutti cantanti, tutti documentati, tutti Poi i dischi c'è, poi i nipoti. Arriviamo ai più giovani. I nipoti. Il figlio di mia figlia canta e cantava. Certamente non hanno avuto questa fortuna, o non hanno ancora avuto la fortuna, o stanno aspettando la fortuna. Poi il figlio di mio fratello Filippo, che si chiama Salvatore Capozzi, che fa molti matrimoni, molte cerimonie, eccetera. E poi chi altri? Siamo a 7. Gianluca Capozzi, che è il figlio di Lino Capozzi, molto bravo, molto fortunato, sta andando bene, sta nella fascia dei Salda Vinci, di quelli seguiti, Gigi Finizio, Rosario Miraggio, sta in questa fascia qua. Di recente ha lavorato pure con Nino D'Angelo, Sì. Tra l'altro Nino ti stima tantissimo. Ma io gli voglio bene. Ha scritto pure qualche canzone per te, Nino? Sì. Mi pare. Come si chiamava quella canzone? Lasciarsi o no? Lasciarsi o no, una bella canzone. Ma noi siamo a contatto sempre con lui. Ma quando ha avuto il virus io subito l'ho chiamata, ho detto come stai, come non stai, eccetera, eccetera. Ascoltami. E anche con Gigi D'Alessi siamo molto amici. Sì, ho visto il video di quando è venuto qua a vedere suonare. Ci sfrugoliamo, insomma. Ascolta, poi prima mi cominciavi a raccontare un evento, diciamo, luttuoso con la tua prima signora, no? Sì. Di che anni parliamo? Stiamo parlando del 1961. 61-65. Quel momento, quella perdita ti ha fatto per un istante pensare che la musica non ti doveva appartenere più? No, sai perché? Che ti dovevi fermare oppure no? No, e sai perché? Perché quando io ho avuto questa disgrazia di perdere mia moglie, pensi che lei è Titina? È finita nel 65, Titina. Nel 65 io facevo i festival di Napoli, come infatti nel 66 era già morta mia moglie e io ho cantato Ticchi anni fa assieme a Antonio Assariti che abbiamo vinto il 3° premio. Appunto ti dico, c'è stato un momento in cui hai pensato io devo smettere con la musica non mi davano il tempo perché era talmente veloce, molto lavoro, talmente molto lavoro che non avevo il tempo certamente quando io stavo tra me e me, certamente con i miei bambini veniva tutto quanto in evidenza. Però non appena faceva giorno tutto cambiava, nel senso che chiamava Antonio Vianni, chiamava Annoni, chiamava lo stesso Enzo Di Domenico. Perché quando lei è finita tu avevi già figli? Io avevo già una prima figlia che aveva 1 anno e mezzo, che sarebbe la mamma. E poi la mia seconda figlia che adesso ha 56 anni. Erano già 2 bimbi? Perché lei è morta durante il parto, hai capito? Ah, durante il parto. Aveva la prima della figlia, seconda aveva la prima figlia la prima figlia nella seconda bambina lei è partorita, però lei è morta e la bambina è viva, hai capito? Ok. E poi ti sei risposato dopo quanti anni? Mi sono risposato dopo 2 anni perché io avevo questi 2 bambini mia suocera mi disse come facciamo, come non facciamo, e così io per la verità fu il mio compare di matrimonio che mi disse guarda che se tu vuoi fare una cosa bella devi sposarti una delle sorelle di tua moglie, che io questa cosa non l'accettai. Dissi ma che sta dicendo, ma non è possibile, e invece ha avuto ragione perché capisci la zia è diventata come se fosse la mamma e la zia, capito? A te pareva strano? A me pareva strano perché logicamente sai l'amore di mia moglie, però non posso dire se il bene, secondo me il bene di mia moglie
si è versato tutto quanto su mia moglie questa qua, perché lei era molto attaccata ed è molto attaccata ai figli. E si chiama Teresa. Teresa, sì. Ah, Teresa. sai tutto tu. E io studio prima di parlare Bravo, con... bravo. per forza. Bravo. Canta Mario Trevi. Mario Trevi. Canta Mario Trevi. Tutti i miei 60 anni di carriera in un libro. Qui dentro ci sono tutti i miei festival di Napoli, le belle premiazioni, primo premio, secondo premio, terzo premio, tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie emozioni. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Mario Trevi è Napoli, Mario Trevi è vale, come sei tu, è Napoli, capito? Indifferentemente credibile. È lui nel mondo. La voce di Mario Trevi rimarrà per sempre come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. È uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana. Che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Un libro fatto veramente con il cuore. Indifferentemente, il nuovo libro di Mario Trevi. Disponibile su Amazon in formato ebook cartaceo in vari paesi. Acquistalo anche tu. Grazie. Ascolta, prima abbiamo parlato di Totò. Tu sei andato a casa sua? Sì. Ho avuto il grande privilegio di conoscerlo. Perché sei andato a casa sua? Segui con gli occhi io vedo, lo vedo. Perché sei andato a casa sua? Perché io cantai alla festa della sanità il giorno prima, no? La festa del Monacone. La festa del Monacone. E ci stava Don Luigi Campolongo, che sarebbe il presidente, che poi tu quando vedi... Il guappo. Quando vedi come si chiama? Il sindaco dell'Unione Sanità di Filippo. Tu vieni a Zio Luigi Campolongo. Zio Luigi Campolongo e Edoardo e Zio Luigi e Totò e Campolongo. Cioè, io che ho vissuto ci sono stati insieme, no? Allora ci dite, ma chi è Totò? Chi è De Filippo? Ma chi è Zio Luigi? E Edoardo fa Zio Luigi. Eh sì, è così, perché io che ho conosciuto Zio Luigi Campolongo era prettamente quelli che tu vedi in Dosine dell'Unione Sanità. E lui venne a casa mia il giorno dopo, dice, guarda che quello Tullio Pana sta male di voce, non può cantare stasera, tu mi fai piacere a venire pure tu stasera, riempire questo vuoto. E io gli dissi, guarda, non posso venire, sono stato ieri sera, ci ho fatto che è successo, che gli dicevo Giacomazzi, il maestro Giacomazzi. E lui mi disse, no, fammi piacere, vieni, sai, poi non si poteva dire di no a questa gente. E lui mi disse, se tu vieni, qualunque cosa ti serve e sta nelle mie possibilità, io sto a disposizione. Andai, cantai. Nel frattempo Zio Luigi disse, io allora rimane, vogliamo pigliare noi a Totò a casa, perché chi le può andare a venire qua, perché poi la sera da cantare, da sta festa nostra. Senti Zio lui, ma rimane da pigliare Totò? Dice sì. Dico, guardate che voi avete detto che nelle mie possibilità, se posso sto a disposizione. Io ci avrei pure io, ci avrei a Totò. E lui disse vicino a un altro amico, certo, allora tu non vieni solamente al posto dove viene Mario. E così ho conosciuto un po'. A casa sua? A casa sua. Ai Parioli? Ai Parioli. Quando siamo andati lì, io sentivo un sacco di cane. Carlo qua, mi dice, ma chi sta dove abita? Ma dove abita? Nel mio cervello, no? Chi invece teneva i cani che li accudivano questi stranieri che devono mangiare, tutto qua. Perché Totò prima un cane mezzo lì, lo pigliava, metteva lì, lo portava a casa e poi portava a casa. E entrando in casa di Totò, che ti ricordi? Mi ricordo che praticamente ci ha ricevuto Mario, come si chiama? Castellano. Che Mario Castellano è stato il suo amministratore.
il suo cuciniero, il suo scendilette, il suo amico, il suo tutto. E siamo entrati in questo bel salone bellissimo e ci ha ricevuto questo castellano e ha detto, chi lo chiamava Antonio lui, dice, chi l'Antonio si sta preparando, aspettate per poco, chi lo muoveva mentre facciamo un caffè e cose. Quando io ho visto Totò da vicino, sono rimasto un poco perplesso, ho detto, ma questo non è Totò. Cioè io me l'aspettavo, sai, questo tipo brioso, questo personaggio come al cinema, sullo schermo, sai, insomma, non proprio così, ma l'ho immaginato in un'altra maniera. Invece lui era talmente triste, cioè Totò non era un uomo allegro, Totò era un uomo triste, che tu si aspettava e come infatti lui si è seduto, si è acceso la sigaretta e io ho visto sulla faccia di quest'uomo non una tristezza ma una malinconia, come faccia lì, almeno ho avvertito io. E poi accendendosi la sigaretta usava le famose cerine, sai, le scatolette di la sigaretta, certo, Cinazio Luigi, certo. Lui mi ha chiesto, voglio, certo, Luigi, certo, chi si sente troppo bella, chi si mi ha fatto la canzone indifferentemente, ha fatto troppo, sta facendo successo. Ma tu sai ma la femmina, certi come, io la canto tutti i giorni e fammi sentire. Io mi la cantai proprio con tutta la passione, tutte cose, e si mettette la mano in coppa a spalle, certo. Lui, ha detto, sto voglio fare una bella carriera e fare un grande successo, tu di che, come facevi. E così E quindi poi siete tornati in auto insieme? No, siamo tornati noi. Ah, voi? E lui, era una maronna di macchine che non finiva mai. E veniva lui, o chauffeur e questo castellano, che poi lo portarono all'Hotel Vesuvio. E la sera poi la festa, la sanità, eccetera, si è scatenato proprio tutto il quartiere. Immagino. Perché chi era la sanità, hai capito? Oltretutto. Senti, con tutti i nomi importanti con cui hai lavorato, che hai citato poco fa, c'è stata qualche rivalità o amicizia più profonda? Entrambe le cose. Eravamo tutti rivali quando stavamo sul palcoscenico, però dopo finito il lavoro eravamo tutti amici, tanto che ci invitavamo l'uno con l'altro, allora vieni a me, venga a te, ci vogliamo a mangiare una cosa fuori, vogliamo andare di qua, perché non lo so perché, tutti gli artisti piacevano tutti di andare in queste famose masserie, questi famosi posti di campagna, sai, questa cucina casareccia, eccetera. E eravamo amici giù. Però sul palcoscenico eravamo dei leoni. Chi sei tu e chi sono io, così. Hai capito? Ed era anche giusto, insomma. E ti ricordi qualche collega che stimavi di più? O che ti affascinava di più? Io gli ho voluto bene a tutti quanti, anche loro a me. Però quello lì che io ci frequentavo molto era Mario Abate. Perché Mario Abate è stato proprio un fratellone, come si dice. E tanto che quando abbiamo cantato indifferentemente insieme, lui praticamente ha fatto un sacco di festival ma non ha vinto mai niente. È andato in finale ma mai un premio. Quando abbiamo vinto assieme questo indifferentemente, lui si è messo pure il 13 e se n'è andato. E poi è uscito il perché pensava di non vincere. E dice, non vince mai, ma va che c'è. Allora, indifferentemente, secondo posto con Mario Abate, Mario 3. Mario Abate se ne stava andando e vai, ma che stai facendo? Ma tu che dici? Venne fuori una grande festa, insomma. Ti sei mai pentito di avere fatto negli anni 70, come dicevi prima, La malavita, le canzoni di cronaca, le sceneggiate, vedi, a pagelle, il film, sì. Mo ci vuole, con Marisa Laurito, che tu prima dicevi prima. Certo. Ma vedi, noi abbiamo fatto questo fatto delle canzoni di Mala, perché devi sapere che per il pubblico è come se noi fossimo dei negozi, che abbiamo negozi di abbigliamenti, no? Che abbiamo dei vestiti, no? Nelle vetrine. Allora un anno va il rosso, un anno va il verde, un anno va il bianco, non lo so, va bene? In quell'epoca lì andava di moda questa canzone di Mala
è chiaro, dal 70 fino all'80, insomma, 81. In questi 10 anni non si è capito più che cosa volesse il pubblico napoletano, perché i festival non c'erano più, le trasmissioni radiofoniche e televisive erano rarissime, eravamo un poco assenti in tutti i modi, in tutti i sensi. E allora io, vedendo che andavano bene le canzoni di Male con Mario Merolo e con Pino Mauro, ho detto: ma che so scemo, adesso mi butto pure io, perché tanto ormai non ci perdi niente. È una questione di parole, invece di dire ti voglio bene, dice mo ti do uno schiaffo, tutto qua. E mi sono trovato in questa situazione. E hai fatto i vinili anche in quel periodo, tipo Sì, Malufiglie, eccetera, sì, eccetera. come no? E ti dirò che secondo me ho fatto bene nel senso economico, ho fatto male nel senso artistico, perché logicamente ci sono dei documenti che sono questa roba di malavita che non sono molto graditi anche da me, per la verità. Però mi hanno dato tanto, capisci? E non posso sputare nel piatto dove ho mangiato. No, mi rendo conto. Giusto un ultimo paio di cose. I tour all'estero, no? Bellissimi. Ti facevano capire qualcosa in più sulla canzone e sulla lontananza delle persone dalla terra? C'erano gli intelligenti organizzatori all'estero. Io mi ricordo uno che si chiamava Mario Trantini, che era siciliano, esattamente di Catania, e fece un'agenzia che si chiamava Grandi Spettacoli. Grandi Spettacoli Napoletani, scritti in americano. Che faceva questo qua? Prendeva Claudio Villa e Mario Trevi, prendeva Nilla Pizzi e Mario Trevi, prendevo Luciano Daioli e Mario Trevi. E io ho fatto questo dal 66, 65, 65, perché portai mio suocero con me al posto di mia moglie, perché mia moglie non c'era più, perché io pretendevo sempre 2 voli, capisci? Napoli-New York. Mia moglie non c'era più e allora mi portai mio suocero con me nel 65, la prima tournée. Quando mi sono visto con Luciano Daioli, che facciamo qua? E questo è cantante italiano. Invece diciamo così, la furbata era quella che all'estero, specialmente in America, ci sono siciliani, pugliesi, napoletani, calabresi, toscani, lombardi, la Carlaboni. Visto che negli ultimi 10-15 anni tu hai lavorato prima sul progetto del turbo folk, diciamo così, e poi sulle canzoni di Pino Daniele. Sì. Adesso, se ti chiedessero di fare un disco nuovo, quali canzoni sceglieresti? O quale artista? Sceglierei le canzoni classiche, che praticamente è una garanzia. Però, di nuovo? Di nuovo, però fatte come? Prendere un gran pianoforte a coda, un grande violoncello e una bella viola, un violino, un'arpa e la ritmica. Pensi questi personaggi, artisti veraci, veri, sul palcoscenico, già ti hanno riempito il palcoscenico. Il fondale, nero. 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 Senza cartolina. Nero. Poi le luci, ad essere un must delle luci, per fare quelle che poi direi io. Questo è lo spettacolo che vorrei fare io. E stai sicuro? Da quanto tempo non canti in un teatro? Un teatro? Sono molti anni. Molti anni. Nelle feste sì, con questo Napoli Turbo Folk, questo tu fai l'americano con Mario Trevi, ma i teatri no. Ma se dovessi fare un teatro, ma bello, tipo per esempio Augusteo, così, sceglierei delle belle canzoni che mi stanno bene addosso, sai, come quei bei vestiti fatti dai grandi sarti, con degli arrangiamenti fatti con un arrangiatore con il cervello,
E poi il pubblico certamente farebbe a cazzotti per entrare, stai tranquillo. Va bene così, grazie. Ma non te lo fanno fare, oppure se lo devi fare devi pigliare 100.000 euro e li devi spendere tu. Vale la pena. Appoggiate di qua vicino alla spalla della sedia, appoggiate proprio qua. Così? Sì, proprio così, Così? Anche così, Così vai, così. Facciamo più al centro qua. Questa se ce la sappi, questa è la canzone che ho fatto io, la prima canzone, Ma mo ti faccio vedere una cosina. è la mia fortuna. Aspettate, non parlate, sorriso di parlare, no, prendendo i gesti. Nuovo figlio, l'ultima partimento. Documentati che fai carriera così. Non si tratta di fare carriera. Cosa ti dici? Che è qua? No, guarda, è una roba. Prima ho dato solo un occhio, è spaventoso. Cioè c'è di tutto là, veramente. Vinili, capelli, testi. Che mo non se ne trovano più, cioè se tu vai a cercare Purtroppo non stanno da nessuna parte, non le vende quasi più nessuno. O chi le vende te le vende a delle cifre. ci fu anche un tentativo di fare il museo, perché il nonno è stato tra gli artisti come Bruni, come Firro, che ha tentato di parlare con le istituzioni e dire facciamo qualcosa, sono disposto pure a dare la mia collezione. Però è proprio la città che non risponde, quello è il guaio. Fa l'uomo, fai l'artista ma fai anche l'uomo, perché se non fai l'uomo non puoi fare l'artista, e ce l'ho sempre con me. Il Vignali è stato uno dei più grandi, diciamo così, compositori di canzoni popolarissime napoletane. Ecco perché Viviano tu non lo trovi quando si fa uno spettacolo di Andrea Bocelli, che va a pigliare una cosa di Viviano tipo Fava Catoro, oppure insomma a rompere sciugnizza. Perché? Perché lui era prettamente, profondamente popolare nella lingua nostra napoletana. E tu trovi, con Bocelli trovi Tornare sorridere e tutto quanto, perché? Perché sono canzoni più, diciamo, più delicate, più signorile, più romantiche. Ma non perché lui non era bravo, non era signorile, era uno che gli piaceva fare queste cose ultra popolari, proprio di quella gente di buona fede, capisci? Per me è superiore pure a Edoardo, quindi non. Ecco. Parliamo di. Edoardo, ma tutti i capelli che tenevi, tutti i napoletani, perché è stato veramente un grande proprio. Lì c'è la copertina di Mare Verde. Sì, quello lì praticamente Mare Verde era edizione Titanus. Praticamente facevano i famosi film. Sì, con Totale. Esatto, e qua ci sono molti o tutti i vinili che tu hai realizzato. Vedo Royal, Phonic, CD, Miss Radio. Erano 7078 giri che io avevo. Non sono solo incisioni tue? Non sono mie, magari non sono mie. Perché qui dentro qua, se tu ti guardi intorno. È un piccolo museo, diciamo. Praticamente qui dentro io ho preso tutto quello che mi interessava veramente e sono arrivato a 2000, sta scritto qua, vedi, 2000. Sta di qua. 2933 dischi. Poi lì c'è una sorta, dove sta Riccardo adesso? C'è una sorta di, non lo so, biblioteca, di archivio. 78 giri. Questi sono tutti i cantanti che io praticamente ho tenuto in considerazione, nel senso che Cadutino, Sergio Bruni, che sono questi qua i più belli. Io chiamo gli specchi questi qua, perché se gli specchi? Gli specchi, perché il 78G deve essere talmente lucido, talmente bello, che ti puoi aggiustare i capelli dentro e diventa come se. Quindi qua sono tutti Sergio Bruni. Parte per Sergio Bruni, poi da qui parte vai da Franco Ricci, poi arrivi a Mario Trevi.
Mario Abate. Poi arriva ad Abate, poi vai alla Paris, poi vai a Murolo, poi vai a Fierro, poi vai a Rondinella e così via, vedi? Gallo, Gloria Cristian. la Cristian, Eva la Nova, Nova, Bertamato, Carosone e tanti altri che poi Ci sono anche là sotto, vabbè. Cioè, Villa, Berri, poi chi leggo? Claudio Villa, tutti qua, tutti. Che vuoi sentire? Funziona questo, te capisci, c'è una forma di Qui si ascoltano i 78 giri. E mi sono fatto, diciamo così, questo rifugio, io lo chiamo il mio rifugio. C'è. E questo qui è un disco di Carlo Buti che In Toro Scatenato, il film di Scorsese, c'è una canzone di Carlo Buti. Carlo Buti praticamente questo è il disco quando ha fatto Se potessi avere 1000 lire al mese. Ok, e sta qui dentro, vedi? 1000 lire al mese, Carlo Buti. Aspetta, vai. No, facciamo un'altra cosa, sì. Questo qua facciamo dopo una fotografia con... No, ma tu non hai visto ancora che c'è qua sopra. Figlio mio. Cioè, qua ci stanno... Posso? Guarda qua. Come ti chiami tu? Gianni. Allora, Gianni. Valentino. Vedi tutto qui dentro? Storia, qua ci sta tutta la storia di Napoli. Della canzone. Tutti i cantanti di Napoli, quelli là di successo. Addirittura c'ho i famosi, come si chiamano? Le lacche? No. Quando si facevano i piedi ti copio come? I fascicoli. I fascicoli di piedi grossi. I fascicoli praticamente quando io. Stai bene così, vai, mettete qua. No, che si rompe. Non muovere il cazzo. Lo vedo già, perciò dicevo, non è che sta cadendo, no? No, non si può. Siete intelligenti adesso. Oppure mentre state parlando... E niente, qui dentro qua ci stanno addirittura i fascicoli della canzonetta, che praticamente con le firme di Tagliaferra, Lamo, Murolo, l'altro come si chiama? Bovio, Bovio, Valente, pure Gigi Pisano, Cioffi, stanno tutto lì dentro, vedi, sta tutto lì. Sta tutto bello sistemato, perché se sta per esempio tutto... andrebbe catalogato. C'è tutto. Già è tutto in ordine alfabetico, già tutto qua. Io voglio sentire per esempio una canzone di Roberto Murolo. Elenco, via. E chi vuoi sentire? Vado da Roberto Murolo e la faccio ascoltare. Insomma, io lo chiamo il mio rifugio, perché mi mette qui dentro e mi vado a controllare tutte le cose. I premi, le foto. Quelle foto a quali anno risalgono? Le foto? Sei tuo? No. Le foto praticamente sono quelle mie di quando io avevo 17 anni. Là 17 anni. 18 anni. Che non avevo i soldi per fare queste foto, attenzione, tutte cose fatte dalla casa discografica, perché io sono venuto al paese senza una lira e praticamente mi sono trovato in mano a questa Royal che poi è diventato Durium, che venne assorbito dalla Durium, e da lì mi hanno fatto tutto loro. Addirittura mi comprarono una casa che poi io la scontai con il royalty, le percentuali sui dischi. E dove era la casa? A Via Manzoni, 120 anni. Poi la vendetti, poi sono venuto qua ad abitare. E per quanti anni hai abitato a Via Manzoni? Per 5-6 anni, perché sono andato nel 61 e poi nel 66 poi finì mia moglie, nel 65 me ne andai, non volle più vedere questa villa, questa casa, perché mi dava dei brutti ricordi. E poi la vendetti, insomma, ne comprai un'altra a Piazza Carlo III, poi me ne sono venuto qua e ho fatto... E qua sono dal 1976. Quando non c'era niente? Non c'era niente qua, non c'era niente. E perché proprio Lago Patria? Perché mi piaceva la campagna. Mi piaceva la campagna, poi mi sono girato intorno, ho visto che ci stava il lago, ci stava il mare e ho detto, beh, stiamo bene qua. La natura terra accoglieva. Insomma, queste belle piante, questi belli vigneti, eccetera. Il mare,
il lago, che vuoi di più? Il cielo, il sole. Canta Mario Trevi. Mario Trevi. Canta Mario Trevi. Tutti i miei 60 anni di carriera in un libro. Qui dentro ci sono tutti i miei festival di Napoli, le belle premiazioni, primo premio, secondo premio, terzo premio, tutti i miei pensieri, tutte le mie paure, tutte le mie emozioni. Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Mario Trevi è Napoli, Mario Trevi è vabbè, come sei su è Napoli, capito? Indifferentemente credibile. È lui nel mondo. La voce di Mario Trevi rimarrà per sempre come un grande documento di come si devono interpretare le canzoni napoletane. È uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana. Che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Un libro fatto veramente con il cuore. Indifferentemente, il nuovo libro di Mario Trevi. Disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo in vari paesi. Acquistalo anche tu. Grazie.